Buonasera a tutti ragazzi, questo è il quadro generale che si presenta per le 10 ragazzi, quindi come potete vedere dalla Sardegna alla Sicilia ci sta questa cella e supercelle temporalesche che stanno per arrivare, poi anche su Torino, Milano, Friuli Venezia Giulia, in effetti un po' dappertutto come potete vedere. Adesso più in là arriverà su Roma, su Napoli, quindi sul sud e sulla Sicilia, quindi il lato però quello di sotto, quindi come potete vedere questa è la situazione attuale in Italia, quindi questo è per le ore 10. Quindi tutte queste macchie verdi che vedete ragazzi, in realtà il blu è il freddo, il verde è pioggia, quindi le macchie verdi sono pioggia. Quindi come potete vedere sul Tirreno meridionale ci sta tutto questo casino di maltempo che sta per arrivare, quindi al centro-sud, ma pure al nord su Torino, Milano, Friuli Venezia Giulia, pure ci sta il maltempo, diciamo, quindi un po' su Firenze, su Roma e poi penso che stanotte tutte queste celle arriveranno al sud Italia perché stanno andando verso destra, quindi colpiranno tutto diciamo, il restante stivale del sud per la nottata, diciamo. Quindi la Sardegna forse arriverà, diciamo, al lato sud, la Sicilia lo stesso, ci sta una bella perturbazione in arrivo, secondo me su Catania prima. Comunque questa è la previsione per le 10, quindi queste- questa previsione è per le 10 di stasera, quindi susseguono e quindi colpirà il sud soprattutto, mentre a nord ci sarà un netto miglioramento, quindi diciamo che il maltempo sarà più concentrato, diciamo da Roma a scendere giù, un po' Sicilia, un po' la Sardegna, mentre il nord sulle Alpi e Prealpi, Torino e Milano, un po' il Friuli e basta, niente di più, un po' su Firenze, ma poi nulla di più. Questa è la previsione per domani fino alle 8 di domani mattina, poi dopo non riesco più a vedere più di tanto. Quindi poi semmai domani farò un aggiornamento. Questo è quello per quanto riguarda fino alle 8 di domani mattina. Quindi sarà colpito il centro-sud, come potete vedere tutte queste celle verdi stanno andando verso destra, quindi colpiranno il meridione. Invece come potete notare al nord ci sono che stanno scendendo, quindi lì invece di scendere saliranno, quindi lì ci sta il moto all'incontrario, quindi nella notte ci sarà un miglioramento lì, quindi poi nei giorni successivi so che peggiorerà anche lì, solo che da stanotte le celle che stanno su Torino e Milano saliranno sopra, quindi per la Svizzera è sopra di tutto, quindi se ne andranno sopra, mentre queste qua di sotto cammineranno verso destra, ciao Arianna, e colpiranno il lato dello stivale, diciamo da Roma a scendere giù. Questa è la previsione perlomeno fino a domani mattina alle 8, quindi tutte queste puntini verdi che vedete sono tutte macchie di acqua, quindi pioggia, che stanno bravo, c'è patano, sì sì, no, puoi stare sicuro domani dopodomani li puoi fare tranquillamente, quindi arriverà questo fronte freddo che scenderà sia da sopra che da sotto, quindi sono due nuclei diverse, da sopra arriverà dalla porta del Rodano e dell'altopiano carsiano, quindi arriverà diciamo il freddo nord atlantico, invece da sotto Francesco, diciamo che da domani deve piovere, vedi queste celle verdi devono colpire Napoli, Salerno, tutta questa adesso stanno camminando in senso
diciamo sulla destra di questa cartina, quindi questa cella colpirà Napoli, un'altra colpirà Salerno, un'altra, sì sì, un'altra cella colpirà la Calabria, la Puglia, una piccola cella la Sardegna però il lato sud, e la Sicilia lo stesso, passerà una su Catania e una su Palermo, quindi in effetti queste macchie verdi che vedi stanno andando verso destra. L'uragano non lo so, l'ultima volta che ho fatto l'aggiornamento era a 5, era categoria 5. Dopo semmai devo vedere con questo modello meteo che tengo dove sta l'uragano. Semmai dopo faccio un video sull'uragano per vedere che parte sta. Perché con questo modello meteo che ho comprato, diciamo, io sul cellulare mio, posso vedere il ciclone dove sta. Quindi l'ultima volta avevo visto che toccava, diciamo, la direzione era la Florida, poi ha cambiato. Adesso te lo faccio vedere dopo, faccio un altro video, vediamo, scrivo traiettoria Dorian, vediamo che cosa esce. Vabbè ragazzi, un saluto, ci sentiamo fra poco, è tempo di trovare il ciclone dove sta. A dopo ragazzi. Ciao Franci, ciao Arianna.